martedì 7 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi la strage di Casteldaccia naturalmente in primo piano, ma poi ci occuperemo anche di altri argomenti, la tazzina di caffè sempre più cara e la pedopornografia così come è descritta dai rilevamenti della polizia postale. Ma dicevamo sciopero generale di 4 ore nella giornata di oggi e di 8 ore degli edili nella provincia di Palermo. Sono le decisioni di CGIL e CISL dopo la morte a Casteldaccia dei 5 operai che stavano eseguendo dei lavori all'interno di una vasca della rete fognaria. Sono morti intossicati dalle esalazioni di idrogeno solforato, questo gas che viene emanato dalle acque reflue. Il 6° operaio ricoverato in ospedale è in condizioni gravissime. Vediamo. 5 morti e un ferito molto grave, una nuova purtroppo l'ennesima strage del lavoro, questa volta lo scenario della morte a Casteldaccia nella statale 113. Alcuni operai stanno facendo dei lavori di manutenzione alla rete fognaria, c'era da liberare la fognatura da un'ostruzione. L'AMAP affida il lavoro ad una ditta di Partinico, la Quadrifoglio Group. Succede tutto in pochi attimi. All'improvviso i 3 operai che si trovano nella vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell'azienda municipale Acquedotti di Palermo non riescono più a respirare, sono intossicati, restano intrappolati dalle esalazioni di idrogeno disolforato mentre stanno eseguendo dei lavori di manutenzione. Danno l'allarme, altri 2 colleghi entrano nella vasca di acque reflue ma restano intrappolati anche loro. Un sesto scende nella vasca per dare una mano ma perde i sensi anche lui. Il bilancio è tragico, 5 morti e il 6° operaio in coma profondo. Le sue condizioni restano molto gravi, il paziente è intubato e ventilato in distress respiratorio gravissimo per una intossicazione da idrogeno solforato. La situazione è quindi gravissima e se è rimasto in vita è perché, si suppone, è stato l'ultimo a entrare nella vasca e il primo a essere estratto. Le vittime erano Epifano Assazia, 71 anni, il contitolare della ditta Quadrifoglio Group di Partinico che stava appunto eseguendo i lavori in appalto, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri di 50 anni, Ignazio Giordano di 59 e Giuseppe La Barbera, il più giovane. Quando sono stati soccorsi, nessuno di loro indossava la maschera di protezione prevista dalle norme. Perché i 5 operai che si erano calati nel tombino delle fognature non hanno potuto fare nulla? Una risposta la dà il comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio, eccolo. C'è stato un crollo? Diciamo, no, assolutamente non c'è stato quindi nessun crollo, è soltanto naturalmente un ambiente confinato saturo di gas tossico. Posso dirvi che il gas che abbiamo rilevato con le nostre strumentazioni è l'idrogeno solforato, che è un gas tipico che si produce dalla fermentazione di questo materiale organico. La concentrazione era a fondo scala, quindi superava i 100 ppm. Considerate che il limite consentito è 10 ppm, quindi parliamo di una concentrazione ben 10 volte superiore al limite consentito. Quindi diciamo che non hanno avuto scampo. In qualche modo velocemente siamo riusciti a rintracciare e a recuperare persone dalla vasca, invece le altre erano adagiate sulla soletta di cemento prospiciente alla vasca. Ci possono dire se sono state prese tutte le misure di precauzione che potevano essere prese? Non glielo posso dire, ma se fossero state prese non avremmo avuto 5 morti. Il Presidente della Repubblica Mattarella in visita a New York ha definito inaccettabile questa strage sul lavoro a Casteldaccia, ha chiesto che si faccia a piena luce e ha invocato l'impegno comune delle forze sociali, degli imprenditori e delle istituzioni preposte. Adesso passiamo alla crisi idrica in Sicilia che è diventata emergenza nazionale. Il governo ha stanziato 20 milioni di euro per gli interventi urgenti. La situazione rimane critica a Palermo e in diverse altre province, Agrigento, Caltanissetta e Trapani in particolare. Il governo nazionale, su proposta del ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza di 12 mesi per fronteggiare l'emergenza siccità in Sicilia. In arrivo anche un finanziamento di 20 milioni di euro per i primi interventi urgenti. L'isola è interessata da un lungo periodo di siccità causato dall'eccezionale scarsità di piogge e dalle temperature rilevate più alte della media, che hanno determinato una rilevante riduzione dei flussi idrici superficiali, nonché la mancata ricarica delle falde. I territori
settori maggiormente interessati sono le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, ma i disagi si registrano anche negli altri capoluoghi siciliani. Si tratta di un primo stanziamento, ha spiegato il ministro Musumeci. Altre risorse saranno rese disponibili man mano che la regione procederà nei pagamenti. Ovviamente, conclude Musumeci, gli interventi riguardanti il settore agricolo e quello delle infrastrutture idriche rientrano nelle competenze di altri ministeri, come è stato chiarito durante un incontro con il governatore Schifani. Saranno presi altri provvedimenti di rapida attuazione, l'acquisto di nuove autobotti nei comuni in crisi, la sistemazione dei mezzi in un centinaio di enti locali, 130 interventi di rigenerazione dei pozzi esistenti e così via. Per i prossimi mesi invece si sta valutando la ristrutturazione dei dissalatori di Porto Empedocle e di Trapani. Adesso la rassegna stampa con Angelo Gagliano. Sì, Michele, allora diciamo che stamattina i titoli dei giornali hanno tutti in primissimo piano quanto accaduto a Casteldaccia, i quotidiani regionali ma anche quelli nazionali. Noi partiamo dalla Sicilia di Catania, senza respiro il titolo scelto con la foto accanto, strage sul lavoro a Casteldaccia. Leggiamo 5 operai uccisi dal gas killer mentre scendevano nelle fogne senza mascherine di protezione, in 3 mesi 191 vittime sul lavoro, Mattarella tuona, inaccettabile. Questo è il messaggio del Capo dello Stato. Le pagine interne della Sicilia, leggiamo Casteldaccia, 5 vittime nella fogna senza maschere di protezione. Gli impegnati nella manutenzione per una piccola ditta appaltatrice di AMAP, aperto un tombino, si sprigionano esalazioni di gas, grave un collega. Mattarella, come abbiamo detto, inaccettabili. Precedenti, le statistiche, la lunga scia di morti bianche, in 3 mesi 191 morti sul lavoro, dall'esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana nel Bolognese al crollo nel cantiere di Firenze. Ma ci sono poi anche i racconti, le famiglie che vivono questo dolore, lo strazio e l'auto di papà. Giuseppe lascia 2 bimbi, 5 vite cancellate, il più giovane 26 anni, corso in aiuto dei colleghi. E il racconto poi, la mente va alla tragedia avvenuta a Mineo nel giugno del 2008, morirono in 6 pulendo proprio un depuratore. E notizia in primo piano anche sull'edizione di Repubblica Palermo, vedete il titolo, mandati a morire, duro, fortissimo il titolo di Repubblica Palermo. La vasca della fognatura si trasforma in una camera a gas, perdono la vita 5 operai scesi senza alcuna protezione. Presto fateci uscire, l'aiuto dei colleghi aggrava la tragedia nella squadra degli edili non addestrati e 2 interinali dell'AMAP. Questa è la situazione, vedete anche la fotonotizia che viene riportata in primo piano. Questo per restare proprio sulla strage di Casteldaccia, quei singhiozzi davanti al nastro bianco e rosso, ma perché tu? La domanda dei familiari. E poi ancora 17 lutti da inizio anno, o si cambia o è maxi sciopero. Queste sono le posizioni dei sindacati. Le pagine interne poi, vedete sul Corriere della Sera, soffocati nella rete fognaria, erano senza le maschere. Palermo, 5 operai morti per l'esalazione, un'altra in condizioni gravissime. Era un lavoro in subappalto. Dal 29 aprile erano iniziate le ispezioni dopo le segnalazioni di odori nauseabondi e la CGIL dice l'azienda Quadrifoglio non aveva fatto formazione sulla sicurezza. Poi vedete ancora cos'è successo, il racconto, la descrizione, così hanno perso i sensi nel tentativo di aiutarsi, laggiù era pieno di gas, in fondo alla scala la concentrazione, come abbiamo sentito anche dalle parole del comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo, era 10 volte il consentito. E qui uno schema che racconta e riproduce quello che sarebbe accaduto. E poi aumentano le norme ma i controlli sono pochi, caporalato e subappalti, la lotta resta impari. Il testo unico varato nel 2008 è avanzato ma non del tutto applicato, così scrive ancora il Corriere. Siamo anche sulla pagine di Repubblica, la Repubblica Nazionale, la tragedia, si calano nelle fogne, 5 operai uccisi dal gas, erano senza maschere. Casteldaccia, la strage per le esalazioni in una cisterna, gli ultimi erano scesi per aiutare i colleghi, li sentivamo gridare, non siamo riusciti a salvarli, la rabbia dei soccorritori mandati
a morire. Anche la stampa, lasciamo, eccola qui, fra poco vedremo anche la stampa, ma intanto le altre notizie dal Messaggero, sempre nelle fogne senza maschera, 5 operai morti intossicati, Palermo, fatali l'esalazione di liquami, l'incidente durante un intervento per rimuovere una ostruzione, c'è anche un ferito grave. Questo per quanto riguarda ovviamente la strage di Casteldaccia. Adesso vediamo anche le altre notizie dalle pagine regionali. Cominciamo con l'edizione con la Sicilia, crisi idrica, abbiamo sentito prima, da Roma piovono 20 milioni, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il governo delibera un primo stanziamento per gli interventi immediati su proposta del ministro della protezione civile Musumeci, il governatore Schifani. Occorre agire subito. Questo è quello che dice il governatore. A Caltanissetta c'è l'SOS del sindaco, troppe falle nella condotta idrica, la regione finanzi il rifacimento. Altre notizie, si parla del demanio, siamo sempre sulla Sicilia, stop anche dal TAR, la sentenza sul caso sollevato dalla società Motomar contro la regione ha deciso che le concessioni scadute il 31 dicembre 2023 non possono essere prolungate in modo automatico, così è quanto scrive la Sicilia. E poi la pagina di Catania, l'Agorà di Cosa Nostra, 47 condanne, scacco ai Santa Paola Ercolano, ieri la GUP ha inflitto pene per oltre 4 secoli di carcere. Nell'operazione il ROS smantellò il sistema affaristico dei boss, 7 le assoluzioni. Adesso le altre notizie anche sulle pagine interne degli altri quotidiani siciliani, siamo su Repubblica, l'edizione di Palermo, la grande sete siciliana, via libera all'emergenza, ma Palazzo Chigi stanzia solo 20 milioni, la richiesta di Schifani era di 130 milioni e subito altri 590 nel lungo periodo, servono nuovi pozzi e più autobotti. E poi c'è un caso, il gel dissalatore fermo costa 10 milioni l'anno, questo per dire come le cose non funzionino. E poi leggiamo insicuri, delusi, scoraggiati, identikit dei siciliani alle prese con il precariato, studio sull'occupazione e sulla percezione del proprio posto di lavoro, l'isola in fondo alla classifica secondo i dati dell'associazione Artigiani. Siamo ancora nelle pagine interne di Repubblica, Lampedusa e Pantelleria, ancora arrivi di profughi soccorsi in 700. Molti di loro sono subsahariani in fuga dalla Tunisia, dove aumentano le deportazioni nel deserto e sempre più spesso decine di persone vengono rastrellate, caricate sui bus e poi abbandonati. Questo per l'edizione di Repubblica Palermo. Adesso vediamo invece il giornale di Sicilia, che ha l'apertura proprio dedicata alla strage, eccola qui, strage nelle fogne, l'ondata assassina di gas prodotta dai reflui non ha dato scampo agli operai della ditta di Partinico trovati dai soccorritori immersi nella MEM. Davvero forte questa immagine che viene descritta. E ancora sulla prima pagina vedete il comandante dei Vigili del Fuoco, non sono state prese precauzioni, questa è la ricostruzione, sempre dalla prima pagina per il giornale di Sicilia, Mattarella, ennesima sciagura, inaccettabile, questi diciamo i fatti più importanti. Sulla siccità, anche sul giornale di Sicilia, leggiamo primo stanziamento da 20 milioni e ancora ci sono altre notizie ma di carattere di cronaca, leggiamo insieme. Scontro fra auto e scooter vicino a Lucerdone, deceduto dopo 10 giorni di agonia, era avvenuto qualche giorno fa questo incidente. Abbiamo il tempo soltanto per vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, anche qui vedete la foto con in primo piano quanto accaduto a Casteldaccia, esalazioni letali, muoiono 5 operai e poi siccità, da Roma solo 20 milioni, già stabiliti i primi lavori urgenti in vista della stagione estiva, il Consiglio dei Ministri proclama lo stato di emergenza in Sicilia su richiesta del governo Schifani. Mi fermo qui. Fra poco la rassegna stampa nazionale, rimanete con noi, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, abbiamo un aggiornamento su uno degli operai coinvolti nella tragedia di Casteldaccia, costata la vita a 5 suoi colleghi. Le condizioni, dicono i medici del Policlinico di Palermo, le condizioni di Domenico Viola, che ha 62 anni, sono gravissime, dicono i medici, per il danno multiorgano da tossicità diretta e da insufficienza polmonare. Viola è stato l'ultimo a entrare tra i cunicoli, quindi a calarsi nel tombino, e il primo a essere stato preso dai vigili del fuoco e intubato dai sanitari del 118. Purtroppo le sue condizioni sono queste. Tra poco noi ci collegheremo con il segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, perché come sapete i sindacati confederali hanno proclamato uno sciopero generale di 4 ore con un presidio davanti alla prefettura di Palermo alle 9. A te Angelo. Sì, adesso riprendiamo la rassegna stampa, ma la facciamo con i quotidiani nazionali. Abbiamo già ampiamente affrontato la strage avvenuta a Casteldaccia. Le altre notizie allora, eccola qui: tregua, sì di Hamas, Israele risponde, un accordo mai visto e Putin ordina esercitazioni nucleari al confine con l'Ucraina. La cronaca italiana: coltella la ex, poi uccide il suocero che voleva difenderlo. Altre notizie: Matteo, 18 ore di blackout della polizia, l'arresto a Miami e ci sono anche le carte, e poi la vicenda dei controlli sui bilanci delle società di calcio e basket, dal ministro no all'agenzia. La Repubblica, eccolo qui il titolo, minaccia all'Europa, Putin gioca con la bomba, il presidente russo ordina esercitazioni con armi nucleari al confine ucraino in risposta alle mosse occidentali. Macron vede Xi uniti sulla crisi, il governo diviso, Salvini vuole dialogare con Mosca ma Meloni prova a isolarlo. In Medio Oriente Hamas apre la tregua, Israele frena e lancia il raid su Rafah, ha già praticamente conquistato alcune postazioni all'ingresso proprio di Rafah. Altre notizie: cybersicurezza, attacchi in crescita e allarme hacker in Italia. E ancora sempre dalla prima pagina di Repubblica, il pensionometro, un'app dell'INPS per vedere il proprio futuro. Adesso direttamente sull'app si potrà vedere quando e se si va in pensione. Siamo sulla Stampa di Torino, vedete fotonotizia in primo piano, la vediamo subito e la leggiamo: senza tregua, Hamas accetta la proposta egiziana, ma Netanyahu continua a bombardare Rafah. Così gli USA hanno isolato Bibi, riferimento a quella che era l'attività diplomatica degli Stati Uniti. Putin, patto olimpico, Xi Macron, per che ci sia una tregua durante le Olimpiadi. Vedremo se riusciremo a leggere qualcosa in più dalle pagine interne. Poi siamo sul Giornale. Eccolo qui il titolo: Hamas che alla tregua con trucco, Israele entra a Rafah, via l'evacuazione di 100.000 persone. E ancora, crolla il muro Rai, lo sciopero fa flop, rivoluzione in Viale Mazzini, TG1 e TG2 in onda regolarmente, sconfitta storica per il sindacato. Questa è la visione chiaramente del giornale. Poi siamo su Avvenire, vedete: Hamas apre alla tregua, ancora bombe sulla striscia, Israele non è il sì alla nostra proposta, l'offensiva a Rafah resta un obiettivo, migliaia di sfollati dalla parte est della città. E poi in Ucraina Putin alza il tiro sulle armi nucleari, Mattarella, la corsa alle armi divora le risorse, e negli atenei italiani, ebrei e musulmani, no a parole d'odio. Questo è quello che arriva dalle università. Lasciamo anche Avvenire e siamo sul Fatto Quotidiano, e vedete qui il titolo, come sempre, che viene associato ad una foto, da bellicisti a pacifisti per paura degli elettori e i travestimenti, intanto Putin fa esercitazioni nucleari. Questo il racconto del Fatto Quotidiano. Siamo adesso su l'Unità. Eccolo qui il titolo, riguarda evidentemente i migranti, così le guardie tunisine affogano i bambini piccoli, lo fanno con motovedette italiane, Meloni ferma. È una denuncia forte. La Guardia Nazionale tunisina ha ucciso in mare i nostri bambini perché erano neri, la testimonianza dei sopravvissuti. Questo è il racconto. Anche qui vedete il 1° maggio era teatro a proposito di quanto accaduto ieri a Casteldaccia. E poi Hamas dice sì
alla tregua, ma c'è la risposta, abbiamo visto, di Israele. E poi libero, fallito lo sciopero, la Rai in onda senza soviet, la protesta dell'Usigrai contro il centrodestra fa flop, tanti giornalisti al lavoro, TG1 e TG2 trasmessi regolarmente, un'altra roccaforte della sinistra inizia a cedere, Bertone, Scurati, Giannini e Ruotolo, la sconfitta di chi sbraitava contro Tele Meloni. E poi ancora, in America cresce la voglia di Trump, secondo gli ultimi sondaggi, questa è la situazione. Andiamo avanti con il manifesto Netanyahu tra Rafah e la tregua, parte l'offensiva israeliana, poi Hamas accetta l'accordo, ma i raid continuano. E poi uno dopo l'altro, vedete, ennesima strage sul lavoro per ricordare quanto accaduto ieri a Casteldaccia. E poi ci sono altre notizie, Mosca, esercitazioni nucleari, NATO e l'Europa in allarme, perché tutto si fa ai confini proprio con l'Ucraina. Altro titolo, altra prima pagina, siamo con il Tempo, vedete il no del procuratore Carminati, ora rischia di tornare in cella, in rischio l'inchiesta in mezzo mondo, impugnata la sentenza del tribunale che concedeva al cecato i servizi sociali. Per ottenere la pena alternativa la decisione passa adesso alla Corte di Cassazione. Questa è mafia capitale. L'inchiesta è proprio quella. E poi i bilanci del calcio, i club sono contro il ministro Abodi, insomma non vorrebbero e non vogliono questa agenzia che possa controllare i conti al posto della Covisoc, ma è una questione piuttosto complessa e lunga. L'Osservatore Romano, no alla guerra sì al dialogo, gli auguri alle comunità orientali che celebrano la Pasqua secondo il calendario giuliano. E poi con il fiato sospeso per Rafah, l'esercito israeliano intima l'evacuazione, civili in fuga dalla città, si allontanano le prospettive di un'intesa per una tregua a Gaza. Questo sull'Osservatore Romano. E chiudiamo con la Nazione di Firenze, che ha ancora una volta lavora un'altra strage, 5 i morti, questo è quello che riporta. E intanto Hamas accetta la tregua, Israele un trucco e attacca Rafah. Mi fermo qui con la rassegna stampa. Tra poco a Buongiorno Sicilia in diretta il segretario generale della CGIL Sicilia sui 5 morti a Casteldaccia. Intanto adesso vediamo un po' com'è il tempo oggi e ci rivediamo fra qualche minuto. State con noi, Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Atteso forte maltempo nella giornata di martedì, specialmente al centro-nord e a tratti sulla Sardegna, per il passaggio di una perturbazione atlantica che porterà fenomeni diffusi. Meglio invece al sud e sulla Sicilia. Il contesto qui si presenterà stabile, asciutto, una giornata parzialmente soleggiata. Avremo solo nuvolosità irregolare nella seconda parte del giorno, specialmente sul versante meridionale e su parte di quello ionico. Ma il contesto climatico si manterrà ancora una volta mite, con temperature massime che localmente sfioreranno anche i 27-28 gradi. Cambia poi qualcosa nella giornata di mercoledì. Il passaggio di una perturbazione atlantica coinvolgerà totalmente tutta l'isola, con fenomeni diffusi, rovesci, acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, il tutto con un netto calo termico. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme, ci colleghiamo con il segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, commentiamo insieme la strage di Casteldaccia di ieri. Buongiorno e benvenuto, esprimiamo anche a lei la nostra solidarietà, le condoglianze per i 5 operai purtroppo che sono morti. Voi avete proclamato uno sciopero generale con presidio davanti alla prefettura di Palermo fra poco, vero? Sì, alle 9 saremo davanti alla prefettura di Palermo per manifestare la nostra rabbia, la nostra indignazione, per continuare a tenere accesi i riflettori rispetto a questa che ormai sta diventando sempre di più una mattanza. E questa volta lo diciamo con grande forza, con grande determinazione e senza nessuna possibilità di smentita. Noi non arretreremo rispetto a questa battaglia sino a quando non porteremo a casa i risultati sperati. Mannino, mi scusi, la interrompo per alcune informazioni che le chiedo, sicuramente lei le avrà maggiori delle nostre. Ha chiara la dinamica di quello che è successo, di come è potuta succedere questa strage?
Sì, assolutamente. Ieri, appena giunta la notizia, siamo andati sul posto e abbiamo potuto interloquire con i vigili del fuoco che hanno fatto l'intervento, con chi era là, con i lavoratori superstiti, e abbiamo un quadro chiaro di ciò che è avvenuto. Ecco, abbiamo sentito anche dal comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo poco fa, non sono state prese le precauzioni necessarie. Adesso un po' l'attenzione il primo acchitto si sta concentrando sulla questione delle mascherine. La vostra posizione, la vostra idea su questo fatto, ci dovevano essere queste mascherine, non c'erano, non sono state usate, cosa avete potuto accertare? Ma innanzitutto va detto che c'è un problema di fondo. In questo episodio, in questa tragedia, si verifica un cliché che si è verificato già in altri stragi che ci sono state nelle ultime settimane, penso all'Esselunga piuttosto che a Suviana. Voglio ricordare che qui stiamo parlando di un luogo di lavoro dove vi erano lavoratori in appalto e dove erano lavoratori in somministrazione, e quindi di lavoratori che in qualche modo mancavano non soltanto di disposizioni di protezione, ma anche di un livello di professionalità rispetto all'attività lavorativa che facevano, perché da ciò che noi registriamo ci sono stati lavoratori che erano stati assunti come primo livello, quindi come lavoratori generici, e invece lì vi erano lavori che richiedevano una loro professionalità, una loro professionalizzazione. E già questo comunque ce la dice lunga sul fatto che quando siamo in presenza di lavoratori in appalto, di lavoratori in somministrazione, non soltanto vi è la carenza di DPV, ma spesso vi è carenza anche di professione e di formazione adeguata per l'attività di lavoro. Ecco Mannino, ma in casi come questi, in casi gravi come questi che lei ha appena descritto, cioè professionalità limitate per invece impegni che richiedono una certa attrezzatura anche dal punto di vista professionale e mentale, chi dovrebbe intervenire? Voi come sindacato, gli ispettori, la società che ha preso il subappalto, cioè la Quadrifoglio, la società di Acque e Fogne di Palermo, chi? Ma innanzitutto dovrebbero vigilare gli organi ispettivi, però purtroppo in Sicilia gli organi ispettivi sono stati del tutto smantellati. Basta pensare che in Sicilia abbiamo un organico di poco più di 70 ispettori e a Palermo ci sono soltanto 4 ispettori del lavoro, quindi si renderà conto che gli organi ispettivi sono stati del tutto destrutturati. Poi stiamo parlando di piccole aziende, questi in subappalto, che è difficile, dove vi è una difficile attività di sindacalizzazione. È per questo che noi da mesi, da anni, anzi, chiediamo al governo nazionale di fare una norma che ripristina una precedente norma, che in caso di appalti l'azienda committente abbia una responsabilità diretta lungo tutta la filiera, perché la cosa grave di questa vicenda è che oggi non vi sarà una responsabilità, non vi è una responsabilità diretta da parte di un'azienda municipalizzata, cosa che invece avrebbe dovuto controllare se la ditta a cui ha affidato questi lavori aveva tutte le condizioni per poter svolgere questi lavoratori. Vi voglio ricordare inoltre che una delle vittime era il cotitolare dell'azienda, un 71enne che è addirittura, da ciò che emerge, è stato il primo ad andare lungo queste tubature. Quindi stiamo parlando di aziende che non sempre hanno quella capacità e quelle professionalità per poter intervenire, e quindi proprio per questo, proprio perché stiamo parlando di un'azienda municipalizzata che è committente, noi riteniamo che queste aziende abbiano una responsabilità e un dovere per verificare a quale azienda affidano una certa fase lavorativa e se quelle aziende abbiano le dovute professionalità e capacità per poter svolgere quel tipo di attività. Adesso ci sarà un presidio alle 9, fra poco meno di mezz'ora, in prefettura a Palermo, organizzato dal suo sindacato ma anche dalla UIL. Cioè unitario, CGIL, CISL e UIL. Esatto, e volevo dirle questo, il segretario generale della CGIL, Landini, ieri ha detto che vi costituirete parte civile. Sì, noi laddove pensiamo che i lavoratori e le lavoratrici subiscono un torto nei vari processi abbiamo sempre costituito la CGIL parte civile, perché sotto questo profilo vogliamo fare sentire anche nelle fasi progettuali la voce del sindacato
che non può essere assolutamente silenziata. Guardi, io credo che sia davvero stucchevole in una regione nella quale da anni mancano gli ispettori che vengono rivendicati, da anni rivendichiamo un protocollo di legalità, da anni rivendichiamo il fatto che sulla gestione degli appalti e dei subappalti ci siano un controllo sociale, e tutto questo non avviene. È davvero stucchevole che in queste ore arrivano anche parole di cordoglio che francamente sono del tutto inopportune e inappropriate. Ecco, ma queste vostre richieste, che sono molto precise e sarebbero state decisive anche in questa situazione, a chi le rivolgete? Chi è che vi dice di no? Chi vi si volta le spalle e non vi dà retta? Ma innanzitutto sulla questione normativa dovrebbe essere il Parlamento nazionale e il Governo nazionale. Anzi, continua invece a fare interventi di destrutturazione del mercato del lavoro. E proprio perché c'è questo quadro normativo, noi avevamo chiesto alla Regione Siciliana, addirittura nella giornata dell'11 di aprile, quindi non 8 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa, meno di un mese fa, avevamo incontrato il governo regionale e gli avevamo chiesto di poter istituire un tavolo permanente sulla salute e sicurezza, rivendicando un accordo siciliano per quanto riguarda tutto il tema della filiera degli E che risposte avete avuto? Che risposte avete avuto, Mannino? Ma c'era stato detto che ci sarebbe stato convocato un tavolo per istituire la task force. Sul protocollo vi erano dei dubbi e delle perplessità che bisognava approfondirle, ma in questo mese non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta, se non la definizione finalmente dopo anni di un accordo per quanto riguarda la gestione delle fasi lavorative nelle ore calde e quindi la gestione dello stress termico. Solo questo è stato l'unico protocollo che siamo riusciti a portare a casa in questi mesi, però ancora sulla questione degli appalti e quant'altro siamo fermi, anche perché la gestione degli appalti significa anche mettere in chiaro e in trasparenza rapporti di lavoro che ai noi purtroppo in terra di Sicilia non sempre sono trasparenti e chiari. Ecco, le chiedo questo, segretario della CGIL Mannino. Voi eravate certamente al corrente che l'AMAP aveva affidato questi lavori a una ditta Quadrifoglio, che si chiama così, dove purtroppo, come lei stesso ha ricordato, uno dei contitolari ha perso la vita ieri, che si chiama Epifanio Alzate. Ecco, questo passaggio vi era noto, l'avevate approvato, ne sapevate qualcosa? No, innanzitutto c'è da dire una cosa: tra i lavoratori che sono stati coinvolti vi erano anche 2 lavoratori interinali e da anni è bloccato il concorso per l'assunzione di nuovi lavoratori e quindi già stiamo parlando di un'azienda che è sotto organico e di un'azienda che appunto doveva svolgere un concorso per nuova assunzione di professionalità e di competenze dirette, perché se ci fossero state competenze dirette lì già sapevano quali erano i rischi e i pericoli che si andava a incorrere, perché spesso un'azienda in subappalto che interviene in un'attività, in una fase secondaria, non sempre ha chiaro il quadro dentro cui è chiamata a muoversi. Purtroppo, come le dicevo, noi non sapevamo dell'affidamento alla Quadrifoglio, perché purtroppo non vi è una legge che obbliga le aziende committenti a comunicare né all'ispettore del lavoro, ma a maggior ragione alle organizzazioni sindacali, la esternalizzazione di alcune fasi lavorative, è cosa che invece c'era in una legge sino al 2003. Poi c'è stato un processo di liberalizzazione degli appalti e tutto questo naturalmente ha smantellato anche un sistema di controllo sociale, cosa che prima c'era. Quindi lei ci sta dicendo, Mannino, che quando avviene un'operazione di passaggio in appalto o subappalto non è come dire, necessario che il sindacato sia informato? Assolutamente no, non c'è nessun obbligo. E voi come avete reagito in tutto questo tempo, quando questa cosa è venuta meno? Una volta no, noi già tra l'altro avevamo contestato e ci sono atti formali, la categoria della CGIL, ma devo dire unitariamente al CISL e GUIL, i lavoratori dei chimici e delle reti del gas acqua avevano sollevato la questione. Avevamo sollevato la questione intanto del rafforzamento dell'organico dell'AMAP, perché era inaccettabile che si continuava a far lavorare lavoratori in somministrazione, perché se tu hai lavoratori in organico significa investire anche sulla
formazione e sulla professionalità di quei lavoratori. E poi avevamo anche contestato questi tipi di aziende. Io voglio ricordare che per una fase lavorativa che era quella della pulitura delle vasche, pulitura delle reti fognarie, ieri era presente un'azienda che aveva una prevalenza di lavorazione edile. Quindi anche su questo io credo che ci sia molto da riflettere. Una fase lavorativa affidata a un'azienda che proviene da un settore distinto rispetto a quello della rete di gas e acqua. Certo, non c'è dubbio. Grazie per le sue informazioni. Gli chiedo l'ultima cosa, Alfio Mannino, che è il segretario generale della CGIL Sicilia, come si svolgerà il presidio fra poco più di 20 minuti davanti alla prefettura di Palermo? Che cosa... Ma guardi, i sentimenti di queste ore sono sentimenti davvero di ansia, inquietudine, preoccupazione, rabbia, sgomento. È chiaro quindi che sarà un presidio che sarà naturalmente influenzato anche da questi stati d'animo, e però noi dobbiamo far sì che la nostra rabbia venga canalizzata verso l'affermazione dei diritti, l'affermazione del principio che non si può morire di lavoro e per il lavoro. Grazie ad Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, grazie ancora alla nostra solidarietà naturalmente per la morte di questi 5 lavoratori. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco ci occuperemo di altro, ci occuperemo del fatto che la tazzina di caffè al bar continua ad aumentare. Vedremo di capire perché e se si può fermare questo andazzo. State con noi, buongiorno Sicilia. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Allora, la tazzina di caffè sempre più cara, ne parliamo con Rudy Albert, che è un importatore di caffè importante, lui come dire, aziende un po' sparse in tutta l'Italia, attività in tutta l'Italia, quindi ha proprio il polso della situazione. Allora, i dati che abbiamo noi, siamo passati da 1,03 euro a tazzina a 1,18 già soltanto negli ultimi tempi. È una tendenza che non si fermerà? Veda dottore, il caffè in questa fase storica è sotto un attacco speculativo senza precedenti. Ha toccato i massimi è dal 2021, basti pensare che il caffè ha raggiunto su Londra, che è la piazza dove vengono quotati i caffè robusta, il più 200% a partire dal 2021 e più 75% a New York, dove vengono quotati la varietà arabica. Il caffè è un seme che si trova dentro un frutto di una pianta che ha queste due varietà. L'arabica, che è tecnicamente più pregiata, e poi il robusta, che è presente comunque nelle miscele nostre, soprattutto al sud, e in qualche modo, insomma, l'espresso italiano per definizione è una miscela fra arabica e robusta. Consideri che questo prodotto proviene da circa 70 paesi della fascia tropicale, quindi dal Brasile fino ad arrivare al Vietnam, passando dall'India, dal Costa d'Avorio, dall'Africa, insomma. Caspita, da una tutto, roba sì. globale. Ecco, sì. Ma lei mi ha subito colpito perché c'è un attacco speculativo senza precedenti, ma sì. Chi lo fa? Allora, la cosa, a onor del vero, non riguarda solo il caffè, riguarda anche il cacao ed altre materie prime, in particolar modo il cacao,
è il caffè. Normalmente diciamo, per attacchi speculatori si parla di fondi di investimento, di speculatori privati che hanno a disposizione parecchi soldi, e bisogna dire che il caffè, il mercato del caffè, per le sue caratteristiche tecniche, che non vi spiego per non annoiare un po' il pubblico, è estremamente attraente per i fondi di investimento, per gli speculatori in generale, perché è facilmente influenzabile. Parliamo di un mercato di diciamo cosiddetti future, cioè dire un mercato a termine. La differenza fra un mercato a termine e un mercato a pronti è che mentre nel mercato a pronti si paga subito alla consegna, nel mercato a termine ci si impegna per un prezzo che si stabilisce adesso per consegne future. Quindi diciamo, l'investimento da parte dello speculatore è solo il margine di variazione delle quotazioni dal momento in cui io chiudo il contratto. Quindi noi stiamo capendo una cosa, noi che non siamo nella finanza, che questa qui è un'operazione appunto di tipo finanziario, di fondi di investimento, come ha detto lei, mentre noi avevamo l'informazione che in realtà la produzione di caffè sta diminuendo e dunque, questo potrebbe provocare l'aumento delle tazzine. A onor del vero, noi veniamo da 2 anni di raccolti che hanno determinato un deficit fra domanda e offerta. Ecco. Quello sicuramente è Dove vero. è avvenuto soprattutto? Lo sa, se lo ricordi? Il Vietnam chiaramente è stato diciamo, la parte, diciamo, perché consideri che il Vietnam è il secondo produttore mondiale dopo il Brasile di caffè, il primo fra i produttori di caffè robusta. Ma questa non è stata altro che la miccia che ha fatto accendere l'attenzione degli speculatori, che si sono, come dire, catapultati diciamo, negli acquisti del... Perché la speculazione è così, quando vedono che c'è un po' di movimento si buttano sopra, è vero? Sì, diciamo grosso modo. Sì, grosso modo sì, i fenomeni sono un pochino più ampi, diciamo che una funzione a più variabili che non è determinabile da nessun... Ma perché se ne produce meno? Questo lo sappiamo? Ma diciamo che l'impatto climatico è determinante nel mondo del caffè. Questa della speculazione non è una novità nel mondo del caffè, diciamo che in questa fase è particolarmente forte diciamo l'impatto climatico, addirittura se si sentono diciamo, le indicazioni degli esperti, addirittura sembrerebbe che se continua così la situazione climatica nel 2050 verrà dimezzata la produzione di caffè. Lei pensi che per soddisfare il fabbisogno di un singolo individuo ci vogliono 20 piante di caffè, una pianta produce 900 grammi al massimo. Noi che ci beviamo 2 tazzine alla mattina, 40 piante ci facciamo fuori più o meno. Sì, Mamma mia, è cambiamento climatico, quindi sta dicendo il cambiamento questo. climatico è chiaramente una cosa che stiamo attenzionando in maniera importante. Cioè il caldo eccessivo? O che cosa? Il cambiamento climatico, perché non è solo il caldo eccessivo, è anche la variazione, le escursioni termiche che sono estremamente, per cui il caffè diciamo, è estremamente vulnerabile. Il caffè ha bisogno di un clima, non a caso si coltiva nella fascia tropicale dove il clima diciamo è... Noi ormai anche in Sicilia, no? 2 giorni fa freddo, poi arriva sembra l'autunno, poi di nuovo estate piena, e questo... Però diciamo che questa è stata la miccia, come ho detto, che ha fatto diciamo, innescare il processo speculativo che è in atto. In ultimo non bisogna neanche trascurare l'impatto che ha avuto il canale di Suez, cioè la chiusura del canale di Suez, di cui in questa sede si è già parlato, per la guerra in Medio Oriente, e quindi oggi le navi devono fare un tragitto più lungo con conseguente aumento dei noli, ma soprattutto la cosa più importante è che non è tanto l'aumento del costo del nolo, ma il fatto che è venuta a mancare in questi 3 mesi parecchia merce sia nei magazzini commerciali dove noi importiamo il caffè, sia nei magazzini di borsa, determinando quindi una riduzione degli stock, e questo ha dato ancora più adito alla speculazione di... Non c'è dubbio. Le volevo chiedere, lei si occupa un po' di tutto in Italia e anche forse all'estero, se ho capito bene. Parliamo per un attimo della Sicilia. Qui da noi la situazione è ancora più clamorosa che altrove, perché a Palermo, leggo, nel 2021 non arrivava neanche a €1 la tazzina, era 0,98. Veda, dottore. Aspetti, finisco. Sì. Adesso siamo arrivati a un aumento del 21,4%, è aumentato di un quarto. Guardi, dottore, il costo oggi di una tazzina di caffè dovrebbe essere di €1,50. Io non... però...
non da addetto al lavoro, ma da consumatore, le dico che se vado in un bar e prendo una tazzina che costa sotto 1,20 €, io da consumatore mi spavento. Perché? Mi preoccupo, perché è chiaro che nel momento in cui so che c'è una struttura dei costi tale per cui il bar non può vendere sotto 1,20 €, salvo perdere soldi, questo. ma è per forza, quindi è chiaro che il costo della tazzina deve... Basti pensare che a Londra è arrivata la tazzina a 5 pound, circa 6 €. In Grecia, 6 €. In Grecia, dottore, Sì. non parliamo di Miami Beach, parliamo della Grecia. Parliamo della Grecia. In Grecia costa 2 € una tazzina di caffè. In Romania costa 2,40 €. Io non vedo perché in Italia l'espresso, siamo stati noi a inventarlo, debba costare così poco. Lei diceva, io per essere tranquillo pagherei 1,50 €. Perché? È il costo giusto in questa fase storica di un buon caffè. Cioè, è bene che anche i consumatori siano anche un po' gli arbitri del mercato. Io invito i consumatori non tanto più la mattina andare a cercare un buon caffè, ma a cercare un caffè buono, perché il rischio che stanno correndo sfiora la salubrità. Ecco, giusto. Quindi questa è come dire, una disamina perfetta e che ci ha fatto venire la pelle d'oca, ma le faccio un'ultima domanda che è questa. Non è che andiamo che poi ci dirigiamo su altre bevande e caffè te saluto? Veda, io vorrei in qualche modo confortare i baristi, gli operatori del settore, gli industriali in tal senso. La domanda, per andare un pochino sul tecnicismo, la domanda di caffè storicamente è, si dice, anelastica rispetto al prezzo, è elastica rispetto al reddito. Mi spiego meglio. Bello, è divertente, non si capisce. Cerco di spiegarmi meglio. Ecco. Una società povera beve orzo, una società ricca, più caffè beve. Quando andiamo a aumentare il prezzo del caffè, sì, forse una piccola flessione nei consumi ci potrà essere, più che compensata però dall'introito del costo della tazzina, sicché la preoccupazione nel portare il caffè da 1 € a 1,50 € io non la vedo, ecco, stando alla letteratura economica. Bene, previsioni che fa adesso? Per chiudere. Le previsioni, la situazione al momento sembra, se si seguono anche quello che sta succedendo sul cacao e sulle altre materie prime, non sembra di imminente risoluzione. Bisogna tenere duro e soprattutto puntare alla qualità. Benissimo, grazie a Rudy Albert, importatore di caffè, che ci ha spiegato molto bene, molto chiaramente le ragioni per le quali aumenta la tazzina di caffè e perché tutto il processo che riguarda dalla produzione sino al bancone del nostro bar il caffè. Buon lavoro. Grazie e complimenti. Noi adesso facciamo una pausa e tra poco naturalmente torneremo a parlare e a occuparci di Casteldaccia e saremo proprio in prefettura, dove c'è il presidio organizzato da CGIL e Cisle Wheeler, e ci saremo in diretta con il nostro Marco Goulart. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, i sindacati, i lavoratori, l'intera regione è a lutto per la morte di 5 operai che stavano eseguendo lavori in una vasca della rete fognaria a Casteldaccia ieri vicino a Palermo. Sono morti intossicati dalle esalazioni di idrogeno solforato. C'è un 6° operaio in condizioni gravissime. CGIL e Cisle Wheeler hanno proclamato 4 ore di sciopero generale con un presidio davanti alla prefettura di Palermo, ed è lì che noi ci colleghiamo con il nostro Marco Goulart in diretta. Marco, a te la linea. Buongiorno Michele, siamo infatti proprio davanti alla prefettura di Palermo, dove fra qualche minuto inizierà ufficialmente lo sciopero dei sindacati. Come tu stesso hai detto, io sono in compagnia di Andrea Perrone, che è qui al mio fianco, della Finca Cisle, e lui ovviamente assieme ad altri sindacalisti si occupa proprio del ramo AMAP, del ramo anche fognature, e chiediamo subito a lui intanto un commento su quello che è successo, l'ennesima strage sul lavoro e soprattutto la strage sulle fogne, possiamo dire. Sì, tanto grazie per la possibilità appunto di poter parlare e far sentire la nostra voce.
Questo è purtroppo l'ennesima tragedia a distanza di poco tempo da quella già avvenuta a livello nazionale, dove anche lì abbiamo fatto una manifestazione. Anche questa volta purtroppo facciamo i conti con i pochi controlli sui posti di lavoro, la poca preparazione, purtroppo non per colpa del lavoratore ma per colpa di chi dovrebbe mettere in condizioni questi lavoratori che affrontano un lavoro davvero pericoloso di poter tornare a casa la sera. Noi non ne possiamo più di denunciare queste vittime morti sul lavoro che continuamente escono da casa per andare a lavorare, per guadagnare e non fanno più ritorno a casa. Ieri c'è stata veramente una tragedia, non si può spiegare il dolore che proviamo, cordoglio alle famiglie interessate. Speriamo che questa giornata di oggi non sia solamente l'ennesima giornata che si dedica per far sì che tutto questo non succeda più. Le istituzioni devono prendersi carico di veramente, responsabilmente, di trovare una soluzione immediata, di accorciare i tempi di realizzazione sul pacchetto sicurezza dove già stiamo lavorando. Non possiamo attendere più ulteriori morti, non possiamo più sentire che avvengono stragi del genere perché non ci sono gli adeguati accorgimenti di protezione per i lavoratori. E tutto ciò è possibile solo se c'è un controllo tempestivo degli ispettori del lavoro o di chi deve monitorare giornalmente quello che invece non viene monitorato. Io stamattina stavo venendo qui a manifestare davanti alla prefettura e continuamente in giro vedevo cantieri di lavoro sprovvisti di DP. Quindi se non c'è un controllo continuo sul territorio noi non finiremo mai purtroppo di piangere persone. Questa è una cosa che noi denunciamo a tutta voce qui davanti alla prefettura di Palermo, non ci fermeremo, continueremo, da domani si continuerà a fare qualche altra iniziativa, non si può più sentire che si muore così in maniera stupida perché tutto ciò non è ammissibile, non è possibile che una ditta che ha fatto il lavoro una ditta perché per poter vincere l'appalto non ha poi soldi sufficienti per poter predisporre tutto ciò che serve. Bisogna lavorare su tutte queste cose. Non può essere che si va sempre al risparmio, soprattutto sulla vita dei lavoratori. Ecco, mi permetti Marco di fare una domanda al tuo ospite? Assolutamente. Ecco, noi caro Mannino stiamo parlando di una vicenda che ha al centro, secondo le cronache giornalistiche delle ultime ore, la questione delle mascherine. Si è detto questi lavoratori, nessuno di loro, compreso quello che adesso è in gravissime condizioni, aveva le mascherine. Ora, com'è possibile che questo accada in una società che aveva il subappalto di un'azienda municipalizzata, quella importantissima di Palermo, che è l'AMAP? Com'è possibile che voi non foste informati, non sapevate nulla di tutta questa trafila, compresa l'attrezzatura necessaria per lavorare nelle fogne? Allora, a noi viene comunicato che è stato appaltato il lavoro e che l'azienda che ha preso il lavoro rispetta tutte le clausole previste nel contratto di appalto. Ovviamente poi ieri si sono sentite queste notizie e comunque sono notizie che vanno verificate, c'è un'inchiesta aperta, quindi vogliamo vedere il risultato dell'inchiesta e capire effettivamente di chi è la colpa e chi ha colpa deve pagare sicuramente. Si parla di mascherine, però tecnicamente va detto che non sono le mascherine che si utilizzavano per capirci in periodo anti-Covid, sono maschere tecniche che vanno utilizzate. E prima ancora di indossare la mascherina bisogna fare un intervento preventivo per vedere con dei macchinari specifici se ci può essere esalazione di gas. Quindi c'è qualcosa che non sappiamo oggi e che attendiamo presto abbia una risposta. Benissimo, perfetto. Mi aspetti un attimo, sì. Perché c'è Angelo che ha la rassegna stampa in mano che vuole ma a proposito intervenire. Di questo, quello diceva prima. Volevo anche farvi vedere un po' anche lo scenario che un secondo solo. Semplicemente per dire che esistono dei sensori d'allarme che possono indicare se quel luogo ha un pericolo oppure no. Parla Matteo Guidotti, che è un esperto, che è un professore di scienze e tecnologie chimiche,
e spiega che si poteva evitare, bastava attaccare un sensore e dire qui ci sono dei livelli e non ci si può assolutamente addentrare, per cui bastava senza mascherine, senza niente, bastava il sensore. Marco a te. Sì, infatti dico, io vi voglio fare anche vedere, intanto ringraziamo il sindacalista appunto Ferrone, vi voglio anche mostrare insomma quello che in questo momento appunto, eccoci qua, c'è davanti ovviamente la prefettura, tantissimi lavoratori, sindacalisti stanno già accorrendo, vediamo anche che c'è il segretario proprio della CISL Sicilia, Leonardo Lapiana, che vediamo di intercettare al volo. Buongiorno segretario, parlavamo poc'anzi, ovviamente anche Michele Cucuzza che in studio assieme a Angelo Cagliano diceva una cosa abbastanza importante, è una tragedia evitabile questa? Assolutamente sì, una tragedia evitabile, purtroppo però di questi casi ormai ce ne stanno tantissimi. È chiaro che l'utilizzo dei mezzi di protezione avrebbe assolutamente evitato questa tragedia, sarà la magistratura ovviamente a capire quello che è accaduto. Sta di fatto però che questa organizzazione del lavoro, la precarietà del lavoro, il fatto degli appalti a massimo ribasso, cioè tutte queste cose qui sicuramente non aiutano. È molto semplice alla fine di tutto scaricare tutto sui lavoratori, sulle lavoratrici. Il problema è il contesto che deve essere modificato, perché altrimenti se non si modifica il contesto ci sarà sempre una parte debole di questo mondo del lavoro e una parte più forte. Ecco perché oggi noi siamo qui per protestare rispetto a questo contesto sociale che si sta venendo a determinare e soprattutto siamo qui per dire a tutti che basta con le parole, a questo punto bisogna fare i fatti, perché se ogni giorno muore qualcuno vuol dire che nel sistema lavoro c'è qualcosa che continua a non andare. Quello che mi viene in mente, segretario, è che proprio per Antenna Sicilia Telecolor qualche giorno fa abbiamo realizzato un servizio sulla giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. E lei ha detto bene, tante parole, adesso servono i fatti. Assolutamente sì, noi ovviamente in giornata saremo ricevuti dalla prefettura, il prefetto di Palermo, sappiamo anche la sensibilità del prefetto rispetto a questi temi. Proveremo a dire ancora una volta che bisogna mettere insieme le forze, bisogna mettere insieme non soltanto le forze di coloro che devono assumere gli ispettori del lavoro, ma bisogna farle rispettare le regole, perché il problema di fondo è che le regole ci sono, solo che se non c'è nessuno che le fa rispettare... Mancano gli ispettori. Sì, mancano gli ispettori, ma manca soprattutto una cultura della sicurezza complessiva. La cultura della sicurezza non può e non deve essere solo del mondo del lavoro, inteso dalla parte dei lavoratori. Cultura della sicurezza deve essere anche alla parte dei datori di lavoro, perché ora dobbiamo capire come vengono tutti questi fatti, noi dobbiamo capire perché succedono tutte queste cose. È molto semplice alla fine di tutto scaricare, come accade molto spesso sui lavoratori. Immaginiamo le tante famiglie che molto spesso si ritrovano non solo ad aver perso il congiunto, ma a salire e scendere le scale di tribunale, perché poi alla fine è molto semplice, essendo parte debole di questa catena, dare la colpa alle persone. Ecco, noi non ci stiamo, noi crediamo che si debba fare qualcosa. Allora basta parole politica, basta parole, tutti questi enti che si occupano di questo, mettiamo insieme i dati, lavoriamo insieme, noi per questo siamo sempre disponibili. Eccolo qui il segretario, lo ringraziamo, della CISL Sicilia, Leonardo Lapiana. Lo vedete appunto alle mie spalle, ci sono davvero già tantissimi sindacalisti, tantissimi lavoratori, tantissima gente che oggi incrocia appunto le braccia per dire no a questa ennesima strage, a questa ennesima ovviamente strage sul lavoro che ha colpito non soltanto la Sicilia ma proprio tutta l'Italia. Grazie Marco, in diretta dalla prefettura di Palermo ci ritroveremo naturalmente nel corso dei nostri telegiornali su Antenna e anche su Telecolor. Vorremmo sapere poi la notizia dell'incontro che ci sarà tra i sindacati e il prefetto di Palermo, come è stato annunciato. Voglio soltanto ricordare ancora un momento le parole di Mattarella ieri in visita a New York. Ha detto che si è trattato di una strage sul lavoro inaccettabile e ha chiesto che sia fatta piena luce e un impegno comune delle forze sociali, degli imprenditori e delle istituzioni. Breve pausa e tra poco parleremo di un altro argomento
pedopornografia, secondo quanto rileva la Polizia Postale, che sarà la nostra ospite qui in studio. State con noi, buongiorno Sicilia. Parliamo di pedopornografia, lo facciamo con un dirigente della Polizia Postale di Catania, il dottor Labella, che torna nel nostro studio. Buongiorno. Bentornato quindi, dottore. Loro hanno realizzato qualche giorno fa un dossier che illustra i principali e più attuali fenomeni e quindi naturalmente le azioni di contrasto che fa la polizia. La prima domanda è intensa l'attività online della pedopornografia, dottore? Sì, è intensa. La nostra attività di contrasto è intensa, ma c'è anche chiaramente un trend che non ha conosciuto comunque una soluzione di decrescita negli anni, cioè i pedofili utilizzano la piattaforma internet, in particolare ormai il dark web, l'internet nascosto, per i loro traffici, lo scambio e anche soprattutto per quanto riguarda le piattaforme invece conosciute, i social, gli adescamenti. Quindi noi chiaramente siamo fortemente impegnati per dare giusto dei numeri. Sì. L'anno scorso in Italia sono stati monitorati oltre 28.000 siti, aree di comunicazione del web. Di queste oltre un quarto le ha fatte il nostro centro, cioè la Sicilia orientale, anche perché abbiamo riferimenti. Oltre un quarto? Sì, oltre un quarto. Cioè, vuol dire che in Sicilia c'è un'azione di contrasto molto forte da parte. C'è un'azione di contrasto molto forte che ha già una tradizione anche nel tempo, che vede come punto di riferimento le segnalazioni di tantissimi utenti, tra cui anche l'associazione di Don Fortunato di Noto. Quindi diciamo siamo il collettore di queste segnalazioni e facciamo chiaramente tantissima attività. Le chiedo due cose che come genitore naturalmente inquietano un po' tutti. Quali sono, diciamo, le età dei ragazzini che vengono coinvolti in questo mercato orrendo, anche se possono essere o sono sottoposti a estorsioni delle volte? Sì, e c'è anche un nuovo fenomeno, le sextortion, che tra l'altro avviene anche tra minori, quindi che non vede il coinvolgimento solo di adulti, ma tra minori. Come si chiama? Sextortion, l'estorsione diciamo sessuale, di natura sessuale. Sì, un dato che bisogna sottolineare è l'abbassamento dell'età dei bambini vittime. Questo è legato anche a un altro fenomeno, il fatto che ormai l'accesso a internet, l'età di accesso a internet negli ultimi anni si è abbassata. 7-8 anni già i bambini iniziano a navigare, quindi ad avere approcci ai social in maniera chiaramente ingiustificata e direi anche senza il controllo dei genitori, chiaramente, che invece ci deve essere. Quindi l'età si è abbassata e si è abbassata chiaramente anche l'età delle vittime, che quasi sempre sono preadolescenti. La maggior parte delle vittime di adescamento hanno sotto i 12-13 anni, quindi questo è un dato da tenere presente. L'estorsione, sextortion, come avviene? Avviene perché si è diffuso, la Procura per i minorenni proprio di Catania, proprio di recente abbiamo fatto un comunicato su questo aspetto, perché è aumentata negli ultimi anni la diffusione di materiale, di immagini, video, di pornografia minorile tra minori, realizzati spesse volte tra di loro, e alcune volte qualcuno di loro riesce a ottenere un video di natura intima da parte di un coetaneo e inizia a ricattarlo per averne magari altri. Questo è un fenomeno nuovo, dottore? Sì, è un fenomeno che si è instaurato negli ultimi anni, proprio col fatto che i minori sempre più utilizzano la rete, sì. E questo chiaramente crea chiaramente della preoccupazione. Si abbassa l'età di utilizzo della rete, però è curioso che poi siano fra di loro a farsi questi giochini orrendi. Beh, si riallaccia un po' al fenomeno del cosiddetto cyberbullismo, cioè di fenomeni di attacco, di aggressioni ai coetanei, e questo chiaramente è un'altra condotta di aggressione, di violenza al coetaneo, ricattarlo per altri video oppure diffamarlo creando dei video. Ecco, proprio in quel rapporto, quel dossier che abbiamo fatto noi, citiamo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale
artificiale per la creazione di immagini di pornografia minorile e di pedopornografia. Addirittura? Sì, ci sono delle app ormai di largo utilizzo che consentono di modificare delle situazioni tali da farle apparire vere, cioè quindi situazioni non reali, e creano delle immagini di pedopornografia. Questo fenomeno l'abbiamo riscontrato anche tra i giovani, utilizzano tra i bambini, i più svelti a fare queste tra cose. I bambini, tra di loro, nelle chat, nei gruppi, nei loro gruppi social, creano delle immagini utilizzando app di intelligenza artificiale, i deepfake, utilizzando le immagini di loro coetanei, i visi, i volti di immagini coetanei, creando chiaramente un grosso danno. E da qui anche l'adescamento. E da qui poi, per quanto riguarda chiaramente gli adulti, l'adescamento, cioè i pedofili, gli adulti utilizzano anche immagini di intelligenza artificiale per fingersi dei minori. Si fingono e quindi riescono ad attirare l'attenzione di altri minori. E quindi magari anche a scambiarsi immagini e cose del Il genere. fenomeno chiaramente, come emerge, è complesso, vede ormai sempre condotte diverse, diversificate, nuove. Ecco perché occorre stare chiaramente al passo con i tempi, ecco, per utilizzare un eufemismo. È quello che fate voi, perché leggo qui che avete oscurato tra gennaio e aprile già 5.000, sì, oltre 5.000 siti. Ma è un numero impressionante. È un numero che potrebbe, chiaramente, è chiaro che poi i contenuti magari spesse volte hanno immagini uguali o simili, cioè i vari siti, quindi non sono, ecco, il materiale chiaramente è tanto, però è anche vero che ormai le piattaforme di diffusione sono sconfinate. Quindi voi fate un'azione di contrasto continua. Continua anche con turni H24, ecco. Quindi noi, la Polizia Postale, assicura in Italia una presenza H24. Non è un modo, diciamo così, per sponsorizzare la nostra presenza, ma è una presenza reale, cioè c'è, perché è chiaro che possono arrivare degli alert, degli allarmi in qualsiasi ora del giorno. Ecco, che cosa bisogna fare? Quali suggerimenti dà, dottore, alle famiglie, agli adulti? Diciamo? Agli adulti diciamo, sono i consigli più importanti, riteniamo, perché noi come polizia siamo tutti i giorni nelle scuole. In questo momento, mentre sto parlando, c'è un collega che è in una scuola media a incontrare i ragazzi e illustrargli i pericoli. Però noi stiamo avvertendo già da tempo che forse negli adulti, nei genitori, c'è poca consapevolezza. I genitori innanzitutto dovrebbero stare al passo sempre con i tempi e quindi capire quelle che sono, ecco, oggi ho parlato delle app di deep nude, non sempre ne sono a conoscenza e non sanno nemmeno che ce l'hanno magari installata i loro figli sui loro smartphone. Poi tenere presente e monitorare l'attività dei loro figli sui social, tenere presente che se hai meno di 14 anni legittimamente non ti potresti nemmeno iscrivere, secondo la legge italiana, avere un profilo tuo sui social, e comunque iniziare a stargli vicino, a attivare quando sono troppo piccoli, stiamo parlando, l'abbiamo detto all'inizio, 7-8 anni, strumenti chiaramente di parental control. Quindi bisogna arginare ed avere una presenza continua da parte dei genitori verso la navigazione dei propri figli. L'ultima cosa è, voi avvertite, ha detto prima, una scarsa informazione, scarsa consapevolezza di questo. Scarsa consapevolezza perché c'è forse la sensazione, me lo facevano rilevare negli incontri in cui noi andiamo con i genitori, con gli insegnanti, quello che è accaduto nella cronaca non potrebbe accadere a me. Vivono nella cronaca come se quello che è accaduto non potrebbe accadere a mio figlio, noi ci siamo vicini, mio figlio comunque è sveglio. Ecco, purtroppo non è sempre così, questo può accadere a chiunque in qualsiasi parte d'Italia e del mondo, purtroppo. E per questo è molto importante il lavoro che svolge la Polizia Postale e l'azione di contrasto che continuate a fare e l'azione di coinvolgimento dei più giovani nelle scuole e di conseguenza anche dei genitori. Grazie al dottor Marcello Labella, dirigente della Polizia Postale di Catania. Adesso è il momento del nostro almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. La giornata mondiale della risata, anche conosciuta come World Laughter Day. Questo evento è stato istituito dal fondatore del movimento yoga della risata, il medico indiano Madan Kataria, per diffondere i benefici della risata per la salute e il benessere mentale.
In molti paesi questa giornata è utilizzata per organizzare eventi e attività che coinvolgono le persone di tutte le età. Ad esempio si organizzano sessioni di yoga della risata, spettacoli comici, giochi divertenti e molto altro ancora. Un frappè alla banana dolcificato con miele è uno dei modi migliori per curare i postumi da sbornia. La banana, infatti, aiuta a calmare lo stomaco, mentre il miele aumenta i livelli di zucchero esauriti nel sangue. Icona di stile ed eleganza. Coco Chanel, tra 24 campioni, sceglie la fragranza che sarebbe rimasta nella storia, Chanel numero 5. È il 7 maggio del 1921 e nasce una miscela innovativa per l'epoca che vede insieme essenze naturali, principalmente gelsomino e rosa, ed essenze sintetiche, utilizzate per rendere più duraturo l'effetto del profumo sulla pelle. Eccoci di nuovo insieme in diretta, buongiorno Sicilia, la linea va, lo vedete già sorseggia il suo caffè, non so se la tazzina è più costosa oggi rispetto a quella di ieri, comunque lui se ne, diciamo così, impipa e beve lo stesso. Marco Amato! Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora... Sì, la tazzina è più costosa oggi, ma il caffè a casa mia non ha mai un prezzo. Vabbè, allora facciamo anche un sorriso visto che insomma, è una giornata un po' difficile per la nostra regione. Vai pure Marco. Dunque, oggi vi volevo narrare di un caso che mi ha colpito proprio data la fenomenologia caratteriale dei due soggetti che lo riguardano, che sono Mara Maionchi e Tiziano Ferro. Ecco appunto, Tiziano nasce proprio da una casa discografica della Mara Nazionale che è stata madrina di tanti successi discografici. Ebbene, Tiziano per adesso sappiamo che è impelagato in quel di Los Angeles nel risolvere la sua causa di divorzio, quindi non può essere presente in Italia. Mara Maionchi nel programma della Fagnani a Belve ha lanciato un po' una frecciatina a Tiziano dicendogli di non essere stato troppo riconoscente con lei. Ebbene, questa dinamica che ha molto colpito i social è stata sicuramente attenzionata moltissimo. Anche Fiorella ha detto la sua, invitando semplicemente le due persone a chiamarsi telefonicamente. Del resto lui di compagnia telefonica ne sa qualcosa, è stato un troppo. E beh, il nostro Fiorello è assolutamente la voce della saggezza più immediata e divertente che conosciamo. Dunque, la condizione zodiacale è che i coinvolti sono una cuspide Ariete Toro e una cuspide Acquario Pesci. Ebbene, si risolverà, l'astrologo dice sì, perché l'adattabilità dell'uno è compatibile assolutamente con la schiettezza e la direzione dell'altra. Insomma, basta chiarirsi e vedrete che tutto si risolverà. Oggi le stelle cosa dicono? Sole in perfetto accordo con Saturno, quindi oggi un po' di serietà, oggi un po' di razionalità. E beh, oggi il motivo della giornata appunto è tutto all'insegna di una questione cosciente di visione lucida delle cose. In particolare i più portati saranno i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, segni che hanno a che fare appunto con la praticità, il senso di dovere, quello del lavoro, della costruzione, mentre invece altri segni zodiacali impegnati in questo aspetto sono proprio i segni d'acqua, il Cancro, lo Scorpione e i Pesci, che enfatizzano molto le questioni diplomatiche e sociali, mentre invece gli Aria cosa fanno? Un po' più leggeri e meno confusi, perché la visione lucida di Saturno porta a loro razionalità, quindi i Gemini, Bilancia, Acquario sono più sicuri delle scelte che vogliono compiere. E per ultimi Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, che oggi mettono un po' in crisi quanto fatto finora, soprattutto il Leone in termini carrieristici. Ariete e Sagittario sono sempre comunque sulla strada buona, l'uno per vivere meglio la propria vita sentimentale, l'altro per compiere un bel passo evolutivo in avanti nella propria vita. E detto questo, dalle mie splendide tazzine, i caffè rincarati e i dolori di un giovane astrologo con la passione
parsimonia, bevine con parsimonia, costa caro. Va bene, grazie anche per stare allo scherzo con noi, Marco Amato. Adesso ancora di nuovo un'occhiata ai giornali con Angelo Gagliano. Sì, parliamo di pensioni perché c'è la nuova INPS che ha delle idee un po' rivoluzionarie. Le pensioni in un'app, dicevamo, il governo intanto rilancia a quota 41. Il neopresidente a Molinari: voglio un istituto fruibile, veloce e affidabile e i conti sono sostenibili. Il sottosegretario Durigon annuncia il meccanismo di uscita anticipata ma con il ricalcolo contributivo. Allo studio c'è un pensionamento simile ai servizi pensa di home banking. Stanno studiando qualcosa di tecnologicamente avanzato. Certo. Adesso noi invece torniamo indietro nel tempo, 7 maggio 1824, prima della nona sinfonia, guardatelo, eccolo qua, Beethoven a Vienna, successo enorme, 5 standing ovation, anche allora si facevano, pensate, evviva. 7 maggio del 21, Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza, abbiamo appena sentito che diventerà nota come Chanel numero 5, diversamente dalle pratiche dell'epoca impiega essenze artificiali che gli donano una superiore persistenza. La fama gli deriva anche dalla corta pubblicità in tutto il mondo. Marilyn Monroe diceva: la notte indosso solo una goccia di numero 5. E poi ancora il 7 maggio del 34 viene ripescata nelle Filippine la perla di Lodz del peso di 6,37 kg, cioè la più grande perla del mondo, il colore bianco porcellana e con la sua, mamma mia, forma contorta, rassomiglia ad un cervello. 7 maggio 1998 è l'introduzione dell'iMac, una rivoluzione nel campo dei PC, la lettera I suggerita da Steve Jobs, a Steve Jobs da Ken Sagal, che è il pubblicitario che segue gli affari Apple. Steve pensa al nome MacMan, ma l'idea di Segal lo stuzzica, perché I vuol dire internet, ma vuol dire innovazione, vuol dire individualismo, ed ha un enorme successo naturalmente. 2007, sempre 7 maggio, archeologi israeliani scoprono a sud di Gerusalemme la tomba di Erode, re della Giudea, citato nel Vangelo di Matteo come mandante della strage degli innocenti ordinata nel tentativo di uccidere Gesù. Allora, nel 2001 Valeria Rossi lancia 3 parole, sono passati, guardatela, eccola qua, sono passati 23 anni da questo singolo di maggiore successo, pluritrasmesso, un tormentone, celebre anche fuori dai confini nazionali, inserito nel suo primo album Ricordatevi dei fiori, stiamo parlando di Valeria Rossi, un singolo doppio disco di platino che ha totalizzato più di 100.000 copie, diventando il secondo brano più venduto del 2001, alle spalle soltanto della hit internazionale di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Ma noi ci sentiamo adesso Valeria Rossi con 3 parole. Ci lasciamo e ci rivediamo domani. Grazie ancora per essere stati con noi. Buongiorno Sicilia. A domani.